Come è andata l'anno scorso? L'anno scorso abbiamo assistito a una ripresa delle attività del post-Covid fondamentalmente e ci siamo accorti che il numero di interventi sono aumentati rispetto agli anni precedenti, vuoi che la gente abbia voluto uscire di più, le restrizioni sono state tolte, eccetera. Quindi abbiamo la parte montagna che a noi è una parte che ci sta tanto a cuore, dove abbiamo una quarantina di interventi di parapendio, lavoriamo molto col parapendio, col deltaplano, quindi col volo libero. Abbiamo questa quarantina di interventi che gestiamo anche in modo abbastanza tecnico assieme al Soccorso Alpino, assieme alla centrale di Treviso. Mi ha fatto un conto di oltre 200.000 km complessivi svolti dai nostri automezzi. Quindi è un numero abbastanza importante come chilometri dal punto di vista anche della spesa in carburante e della manutenzione dei mezzi, insomma. Sì, il tema del personale è un tema scottante in tutte le associazioni e anche a livello di aziende ospedaliere. La criticità è che manca appunto personale, manca turnover di giovani che abbiano voglia di iniziare a fare questo tipo di lavoro che è avventuroso, è un lavoro appassionante, ma è un lavoro che tanti vedono anche come molto rischioso, soprattutto in zone periferiche come le nostre, dove i servizi non sono quelli che sono in una grande città, quindi abbiamo tempi più dilatati, abbiamo meno ospedali, meno servizi sanitari, vedi la neurochirurgia per esempio che l'abbiamo a Treviso o a Vicenza, ma non negli nostri ospedali piccolini. Quindi al momento è stato fatto un bel lavoro di reclutamento di nuove leve, abbiamo dei giovani ragazzi che ci danno una mano, che ringrazio tantissimo, però con la storia specialità, con la storia con la medicina generale, tanti che entrano in specialità fanno fatica poi a continuare il nostro servizio. Noi avremo bisogno di personale che abbia la possibilità di dedicarsi, non dico a tempo pieno, ma quasi al servizio che noi svolgiamo, che comprende sia la parte 118 pura che è qui a Pieve del Grappa, sia anche la parte dei codici minori presso l'ospedale di Montebelluna, quindi codici bianchi, codici verdi, oltre alle uscite nel territorio con automedica. Tanti giovani vengono spaventati da una parte dall'essere da soli e dover lavorare in zona periferica, lontano dagli ospedali, lontano dagli aiuti che possono avere dal punto di vista dello specialista di turno, che può essere il chirurgo, il neurologo o l'ortopedico. Dall'altra parte fa paura anche la parte del pronto soccorso, dove dicono ma se io non so gestire, cioè, codice bianco, codice rosso. È una paura che può essere fondata, ma che si può mitigare semplicemente anche frequentando i locali, frequentando la nostra associazione, venendo qui i medici che già lavorano, che noi siamo ben disposti a spiegare tranquillamente come funziona il servizio, cosa fare, come muoversi, quindi abbiamo anche una specie di scuola interna, diciamo, a cui io e tanti altri colleghi ci dedichiamo a portare le nuove leve, diciamo, a provare il servizio. Poi, una volta che hai provato, provi, e se decidi che non è la tua strada, chiaramente, va bene, non è che tutti nascono per fare emergenza, però almeno provare, vedere, insomma. Allora, diciamo che ho sempre fatto per molti anni il vice direttore dell'allora direttore Aurelio, quindi sono stato iniziato da anni a fare tutto il servizio, anche in sua assenza, a prendere le veci. La cosa che mi ha aiutato tantissimo è stata l'esperienza di quei 3 anni fatti in pronto soccorso a Castelfranco, di cui ringrazio il dottor Zigiotto appunto per avermi accettato, e il VULS 2 per avermi dato l'opportunità di avere un'esperienza che dal punto di vista sia umano sia tecnico sia anche di conoscenza mi ha arricchito molto. Infatti tante esperienze fatte in pronto soccorso le ho portate al 118, come ho cercato di portare tante esperienze di 118 a livello di pronto soccorso. Ecco, la difficoltà del Grappa sta proprio nella lontananza dall'ospedale. Quindi una dilatazione importante dei tempi di intervento che possono raggiungere anche le 3 ore a intervento. Questo comporta che un'unica ambulanza, se c'è bisogno di un intervento dell'ambulanza, noi l'abbiamo persa per 4 ore. Ecco il motivo per cui in montagna di solito si sposta il medico con l'infermiere in automedico con le ambulanze apposta da montagna.
in modo che è stato studiato il sistema per lasciare comunque un mezzo di soccorso disponibile per la pianura, diciamo, quindi per il territorio pedemontano, e permetterci di fare il soccorso col medico anche in zone abbastanza lontane dai centri di assistenza ospedalieri, insomma. Quindi il consiglio è sempre di tanto mantenere la calma, che un paziente che perde la testa diventa difficile da gestire sia per la chiamata, seguire le indicazioni della centrale operativa, anche questo è fondamentale per avere un buon soccorso. Quindi spiegare bene agli operatori senza farsi prendere dal panico o dalla fretta, insomma, questa è la cosa fondamentale. Poi al resto, come arrivare, come trovarvi, cioè, noi sappiamo come fare, quindi sappiamo benissimo gestire l'intervento. L'importante è che ci date il modo di trovarvi e di capire cosa vi serve. Ecco, questa è la cosa che mi sento di dire alla popolazione.